Dunque, fino a questa mattina chi si rivolgeva al centro vaccinale sapeva che il booster lo poteva fare l'iniezione della, diciamo, della terza dose di Pfizer e la si poteva fare entro 180 giorni, anche se sapevamo appunto che il Ministero della Sanità aveva dato appunto comunicazione ai mass media che era stata portata a 150 giorni. Ecco, è appena arrivata la comunicazione della giunta regionale, il protocollo è il 54 97 25, è proprio di oggi, in cui manda comunicazione a tutti, diciamo, i direttori generali delle ASL e tutti quanti comunque gli rappresentanti della sanità locale e regionali in pratica, che la nota appunto del Ministero della Salute in oggetto che riporta l'aggiornamento delle indicazioni sull'intervallo temporale tra la somministrazione della dose booster e il completamento del ciclo primario, quindi nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 Covid-19 praticamente. Quindi viene portato, quindi la raccomandazione è di avere la terza dose entro i famosi 150 giorni, quindi non più 180 giorni. Nella nota c'è scritto appunto, si ricorda che la dose booster è previsto l'utilizzo di vaccino mRNA nei dosaggi autorizzati per la stessa 30 mg in 0,30 eccetera eccetera e dà le spiegazioni. Poi in allegato ci sono anche tutte quante le indicazioni, eventualmente ve le alleghiamo anche noi sul post in pratica. Quindi questo è quanto, quindi probabilmente da domani si potrà già rivolgersi al centro vaccinale per fare la dose per chi ha già passato i 150 giorni dalla seconda dose o comunque dall'ultima dose a seconda del tipo di vaccino.